Stiamo vivendo una situazione che adesso siamo praticamente sempre a lavoro e il futuro non è di certo roseo, perché purtroppo lavorando con il privato noi siamo una categoria che sarà la più emarginata, perché il contatto poi con le persone dopo quello che è accaduto sarà molto più difficile. Sono migliaia i venditori porta a porta in Veneto e il contatto con le persone per loro è tutto, proprio quel contatto che il virus ha messo in seria discussione. Sarà difficile ripristinare quello che è fiere, eccetera, perché la gente ovviamente psicologicamente avrà paura anche del trovarsi in ambienti chiusi dove ci sono molte persone, quindi inizia un meccanismo, è tutto un fattore psicologico questo. La signora al telefono vive nel Trevigiano con il marito, anche lui venditore porta a porta da una vita. Gli anni 80 e 90, quando gli affari giravano, sono un lontano ricordo. Oggi la prospettiva sono i 600 euro previsti dal decreto Cura Italia per autonomi e partite IVA. 600 euro è una piccola goccia che in qualche maniera ti aiuta a pagare le cose più essenziali, ma non è nulla in confronto alla mancanza di lavoro totale, perché noi siamo senza lavoro. È assurdo che ti diano 600 euro, ok, che non serve a nulla. Uno non si paga neanche l'affitto di un appartamento con 600 euro. A preoccupare più che il presente è l'immediato futuro. Ma ci vorrà 1 anno, 2 anni, non so quanto, prima che la gente recuperi quella fiducia nel contatto umano, perché il problema sarà questa, la paura di un eventuale contagio. Questa è sempre la paura che resterà. La paura più grande è che non riuscire più a fare nulla, a perdere la casa, tutto quanto. Ma il mutuo, i finanziamenti, le cose, non puoi riuscire a portare la figlia alla laurea di medicina, queste sono le cose. Queste sono le paure, ma come me, tutti abbiamo paura.